Filo diretto. Sta diventando un'abitudine, una gustosa abitudine. Buon pranzo a tutti dal Marco Pinti in orario pranzo e servito, Roberto Colombo, il regista del Luna. Allora, un'oretta assieme dedicata alle varie ed eventuali, alle gioie e ai dolori della vita moderna, a cosa state cucinando, a quello che vi sentite di dire a tema libero, quando invece in tutti gli altri fili diretti venite costretti da noi, cattivi conduttori, a rispettare questa o quell'argomento, a stare dentro le righe, non potete cantare in diretta di solito, non potete fare il vostro urlo della notte anche se è giorno. Ebbene, tutte le regole saltano durante il filo diretto del pranzo e servito, la trasmissione Tappabuchi gentilmente offerta da Roberto Colombo, e io faccio, diciamo, l'umile cameriere di questa che è una ristorazione radiofonica delle 13:16 del 5 febbraio 2015. Insomma, le linee sono spalancate. Padanians Got Talent, quindi se dall'altra parte ci siete e avete voglia di dire qualcosa che è una vita che volevate dire in radio ma non trovavate mai la linea, non trovavate mai il tempo e siete stati fuori argomento, avevate paura che i vicini di casa vi giudicassero perché stavano sentendo la radio, ebbene, una buona notizia per voi: la radio la state sentendo solo voi e quindi potete parlare senza alcun tipo di paura. 0266 20 35 29 se volete farmi sentire le vostre voci in un argomento vario ed eventuale. Diciamo così, se proprio devo fare il professore di italiano che dà il tema libero, la traccia per chi non volesse seguire il tema libero è il 28 febbraio la manifestazione di Roma. Se volete, quella può essere la traccia. Dubbi, angosce, perplessità, programmi, idee per gli striscioni, vale assolutamente tutto, soprattutto se siamo in compagnia. Io vi avverto che se non dovessero squillare abbastanza i telefoni, io ho preparato una playlist d'eccezione fatta tutta di musica più o meno italiana, ma c'è anche qualcosa di americano, qualcosa di serbo, tra gli anni 60 e gli anni 90, quindi state bene attenti perché sapete bene che ogni tanto io metto qualcosa di certamente stimolante per tutti voi, che vi farà chiamare per far finire il mio strazio radiofonico che ho preparato. Vi dico solo che i primi qui nella scaletta sono i giganti con tema, quindi stiamo per partire se non ci fossero le due telefonate che ci sono, giusto? Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Ciao Fabrizio, cosa stai combinando? Cosa stai combinando? Ma io ho già ripreso a lavorare, come al solito, insomma, per fortuna che ce l'ho. E che cosa hai mangiato? Sei riuscito a mangiare qualcosa? Oggi mi ha fatto mangiare il riso in bianco. Chi ti ha fatto mangiare il riso in bianco? Sì, dai, una cosa così alla veloce, cosa vuoi? Vabbè, dai, sei stato leggero. Con il burro delle valli qui della Valsabbia ti dico che è eccezionale. Ah sì, guarda che a volte la semplicità è la cosa migliore. Sì, guarda, veramente. Ascolta, vai. Io volevo dirti una cosa. Allora, stamattina ho sentito Borghi Aquilini e veramente lui è in gamba, è informato, però cavolo ti fa vedere le braccia. Adesso sì. Ci ha spiegato che praticamente la vittoria di Tsipras in Grecia si sta trasformando in una bufala, perché praticamente questo paese non ha neanche le lacrime per piangere, diciamo, e non hanno soldi, praticamente sì, va bene, allungheranno il debito e pagheranno sempre meno interessi alla Banca Centrale Europea. Poi ci ha spiegato che la Spagna più o meno nelle stesse condizioni e anche noi abbiamo prestato soldi alla Spagna, il Portogallo idem, e mi veniva da pensare, ma allora noi italiani del nord siamo i più sfigati del pianeta? Sì. Perché a noi cos'è che ci resta? Solo da lavorare, prestare soldi agli altri, e non lo so, a volte mi domando ma che posto del cavolo è questo qua? Non è il posto il problema, sono i governanti, credo, perché il posto è molto bello, adesso non so com'è la Valsabbia, però nel senso deve essere molto bella come tanti altri angoli del nord. Il problema quindi non è il posto, il problema non è la gente, perché la gente mi sembra che sia gente che mediamente ha una cultura del lavoro e non dell'illegalità.
il problema potrebbe essere il terzo, e se mi date una mano a dirmi quali potrebbe essere, le linee sono aperte. Fabrizio, intanto io ti ringrazio comunque di questa panoramica europea che ci hai regalato per tramite di contrabbando di quanto sentito da Claudio Borghi Aquilini. Grazie. Fabrizio è caduto, ha detto poi basta, adesso ci sta ascoltando finendo il suo riso con il burro, e allora sì, e allora l'avete voluta. Questi sono i giganti, quindi se c'è qualcuno di voi che all'epoca era giovine, si rinverdisca, questo è Tema dei giganti. Un giorno qualcuno Tema dei giganti, ebbene sì, ve l'avevo promessa, correva l'anno 1966 e il faraone Cheope ballava nelle migliori balere questa canzone, e sentiamo le vostre telefonate così, suscitate dai giganti. Pronto? Pronto, ciao, sono Mario da Como. Ciao Mario. Senti, non mi domandi cosa ho mangiato. No, cosa stai facendo? Non voglio fare Allora, sempre io ho domande. mangiato adesso di un gallo che mi ha dato un mio vicino contadino che voglio adesso aiutare, perché pensa un po', un gallo nostrano, 15 euro, e ho mangiato i figatini e tutto l'interno con un po' di polenta, una cosa favolosa con la salvia. Poi col Pensa gallo è che- sempre una vendetta, perché lui si mette a cantare all'alba e magari ti sveglia e adesso... però sai, chi vuol lavorare si deve alzare presto. Ascolta una cosa, l'anno scorso a questo signore gli hanno rubato 40 galline. 40 galline. 40 galline, lui dava uova dappertutto. Allora io mi sono promesso, perché è una piccola comunità di un piccolo paesino, saranno 400 abitanti. Di dove? Ho fatto una colletta, abbiamo tirato su 150 euro e gli abbiamo comprato le galline. Allora noi siamo arrivati a questo, che ci rubano anche le galline. Aspetta, fammi dire una cosa sulla Grecia. Io ho lavorato negli alberghi a San Moritz e quant'altro, ho conosciuto i vari Niarchos, Onassis, che facevano parte del jet set. Cosa è successo secondo me in Grecia? In Grecia questi signori, gli oligarchi,
si sono mangiati il malloppo, un po' come l'ha fatto la Democrazia Cristiana o come sta facendo adesso il Partito Comunista. Allora il popolo deve andare a votare, deve essere vigile, noi dobbiamo tirare fuori lo spadone. Quando sento della gente che sempre ironicamente dice ma la Lega l'ha rubata, perché come apri la parola ai bar questo viene fuori, perché i giornali, i servi del potere hanno scritto queste cose e i gongoloni ci cadono. Ma noi dobbiamo vigilare, dobbiamo andare tutti a votare, perché i comunisti votano tutti. Ti ringrazio. Da dove ci chiami? Dal lago di Como. Come si chiama il paese? Mandello dell'Ario. Mandello dell'Ario, un abbraccio ai mandellesi, giusto? Ti ringrazio. Grazie a questa telefonata da Mandellesi e da Mandello. Voglio vedere tutto il paese che si riversa a Roma il 28 febbraio per la manifestazione di piazza per mandare a casa il governo Renzi. Ripeto sempre, una manifestazione lanciata dalla Lega, ripetuta e ribadita da Radio Padania, ma che è aperta a tutti. Non importa qual è la vostra convinzione, provenienza, ceto sociale, quello che conta è che non ne potete più di vedere la faccia di Renzi al governo. Se non ne potete più per 1000 ragioni razionali, irrazionali, non importa, l'appuntamento 28 febbraio a Roma. Per arrivare a Roma in questo momento sono attive le strutture locali della Lega Nord, quindi dovete contattare nella vostra città il referente locale per l'appunto della Lega. Anche se non siete leghisti non è necessario tesserarsi per andare a Roma, è semplicemente una questione di logistica che in questo momento è in mano alla struttura territoriale della Lega, quindi vi mettete d'accordo con loro e trovate il posto sul pullman, sul treno speciale, su tutti i mezzi che ci sono. Oppure ancora potete auto-organizzarvi in maniera autonoma per l'appunto, ma fatecelo sapere in modo tale che daremo comunicazione anche di questo. Se siamo in tanti, se saremo in tanti, sicuramente una spallata, uno scrollone a questo governo potremmo anche riuscire a darlo. Abbiamo una telefonata, vero Roby? Prendiamola. Pronto? Pronto? Salve. Salve, sono Paola da Gallarate. Salve, Senta Paola. Marco, d'accordo venire noi cittadini a protestare, è tutto giusto, però volevo fare una proposta io a voi di Varese. Sì. Io è 2 giorni che leggo sulla prealpina di quella famiglia che è stata mandata via dall'appartamento perché era tutto ammuffito, che vive adesso in una roulotte con 4 bambini di cui uno è handicappato. Sì. Non potreste voi fare un segno proprio forte, secondo me, prendere questa roulotte o questa famiglia, portarla al prefetto di Varese e dirgli la sistemi in un albergo a 3-4 stelle come sistemi gli extracomunitari. Mi ha dato una bellissima idea. Non è giusto che adesso noi cittadini portiamo lì il vestire, il trepanini, il latte per i bambini. Lì serve un'azione così, se parte da Varese questa azione, secondo me la Lega guadagna ancora più voti. Grazie perché io mille. poi sento i commenti al bar, vado a bere il caffè, però la Lega dice, però adesso perché non prende e porta là la roulotte davanti al prefetto e gli fa trovare il posto in albergo? Grazie mille, mi ha dato Prego. un'ottima idea, la consiglierò al segretario della Lega di Varese che è un bravissimo ragazzo e che conosco abbastanza bene. Gliela consiglio e vediamo cosa mi dice. Prendiamo altre telefonate allo 0266 20 35 29, è il tema piuttosto libero come notate. Il filo conduttore può essere, se volete, quello della manifestazione del 28 febbraio a Roma. Vi ho già detto la data, sì, 28 febbraio, è facilissima da ricordare, di 28 ce n'è uno, quindi quella sarà la data in cui bisogna andare a Roma, ma ripeto, tema liberissimo, vale anche il Padanians Got Talent, che è un format che portiamo avanti da più di un anno, quindi se qualcuno di voi ha una poesia, una canzone, un urlo di battaglia, un urlo di dolore, un urlo di gioia, un'onomatopea da farci sentire in filo diffusione, può essere l'occasione buona. Ma prima di tutto ciò, fermi tutti, c'è un po' di pubblicità.
bulleria e di polleria, un po' come Giuliano Ferrara, che è un altro che certamente fa parte di un pantheon, se volete, libertario di destra, ma che non si può dire che è al soldo di questo o di quest'altro, e come a sinistra ce ne sono ovviamente anche altri di questo tipo, un po' meno secondo me, perché a sinistra si sta realizzando quella sorta di egemonia sottoculturale. Grazie di avermi fatto una domanda, così ho potuto dare una risposta di come la penso io. Generalmente cerco di nascondermi dietro quello che pensate voi, perché penso che sia importante nel filo diretto sentire quello che dite voi più che quello che dico io. Se volete sapere quello che dico io, insomma, mi mandate una mail a ilmarco.pinti@gmail.com, vi rispondo e rimane una cosa tra noi, ma non penso che debba essere un fatto pubblico, almeno fin qui, e almeno se riguarda queste questioni così importanti. Non riusciamo a chiudere con Elvis? Cioè io sono qua a ponzare su Feltri e mi sono bruciato un pezzo di Elvis perché dovevo ponzare su Feltri. Cioè finisce così questa trasmissione, mi dici con che cattiveria, vabbè, va bene, finisce così, va bene. Allora, pranzo servito, finisce qui, c'è il Rebelot alle 16, tra poco, ciao. Avete ascoltato Filo Diretto.